90. Gli atleti che vanno ai blocchi, miglior accredito in corsia 3, corsia 2 il campione italiano dei 200 indoor. Attento valida anche in questa seconda batteria, era apertissima la lotta, vediamo entrare la corsia 3, 4, 2, 3 e in corsia 3 è Luca Biancardi dell'Atletica Arcobaleno Savona che era accreditato di 10,91 a primeggiare in questa batteria. 11,18 il tempo ufficioso con un vento ancora contrario molto forte, meno 2,9. Iniziata anche la gara di salto con l'asta femminile, qualificazione, siamo a quota 2,50. Il video e i risultati della prima batteria dei 100 allievi. Questa prima batteria se l'è aggiudicata l'atleta Mario Marchei della Servizi Atletica Futura Roma con il tempo di 11,06. Mentre Santarelli chiede la clac, e allora dalla tribuna rispondiamo alla richiesta dell'atleta già a 6,75 e terzo per il momento, vedremo se deciderà di saltare. Presentazione della terza batteria, 100 allievi. Corsia 1, Fernando Evadewaghe della Giglio Rosso Firenze, 11,17, il miglior accredito in questa batteria. Corsia 2, Donato Guandalini dell'Atletica Trento, 11,42. In corsia 3, Alberto Toia del CUS Palermo, 11,48. Corsia 4 per Nicolò Fasulo dell'Atletica Pont Donnas, 11,12. In corsia 5, Ianco Lattarulo della Spectec Duferco Carispezia, 11,35. In corsia 6, Francesco Maria Gallo della Trionfo Ligure, 11,43. In corsia 7, Alessandro Cappellari dell'Atletica Vicentina, 11,33. E in corsia 8, Filippo Casiello della Giovani Atleti Bari, 11,48. Ancora valida la partenza, batteria 3. Corsia 4, ed è proprio in corsia 4 Nicolò Fasulo ad aggiudicarsi questa terza batteria, il portacolore Lorenzo Paisan. In corsia 4 Giacomo De Micheli delle Fiamme Oro Padova, 11,45. In corsia 5 Simone Tarchini della CSI Morbegno, 11,39. Corsia 6 Attilio Dante della Self Atletica Montanari, 11,24. Corsia 7 Francesco Zallocco della Team Atletica Marche, 11,39. E corsia 8 Davide Balducci della San Marino Atletica, 11,46. Quindi da seguire in particolare la corsia 2, quella di Lorenzo Paisan. L'anno scorso aveva vinto anche il titolo cadetti negli 80. Partita la quinta batteria e subito in grande evidenza, in grande spolvero Lorenzo Paisan, Atletica Trento, si aggiudica facile con il tempo di 11,11, tempo ufficioso questa quinta batteria.
vento sempre molto molto forte, meno 2,8. Partita la quinta batteria e subito in grande evidenza, in grande spolvero Lorenzo Paisana, Atletica Trento, che aggiudica facile con il tempo di 11,11, tempo ufficioso questa quinta batteria. Vento sempre molto molto forte, meno 2,8. In video possiamo vedere i risultati della quarta batteria giudicata da Molinari in Bagbu dell'Atletica Rovellasca con 11,16. Partenza valida, la finale B dei 100 metri allievi. Dal nono al 16° posto dopo le batterie. La corsia centrale, la 5, è quella di Samuele Ceccarelli, tempo ufficioso 11,20, vento contrario ancora meno 1,6. Nell'asta siamo a quota 3,20 e vediamo i nominativi delle finaliste del salto in lungo. Ricordiamo finale che è in programma domani alle ore 14. Proprio all'ultimo salto ha ottenuto il 5,66 per l'Atletica Rigoletto ad Anis Questa, quindi avremo Angela Chier dell'Ex-Atletica Raiffeisen, Tainara Tomasini del Cussassari, Arianna Lazzari della Libertas Runners Livorno, Alessia Brunetti Bracco Atletica, Lisa Surian Team Treviso, Meta Sterni della Sport No Zunzume Bor Association, Carlotta De Marco ancora del Centro Atletica Piombino. È in palio il primo titolo al maschile per quanto riguarda gli allievi. La finale dal primo all'8° posto dei 100 metri allievi. Vedremo in corsia 1 per l'Atletica Meda con 11,26 in batteria Mattia Donola. In corsia 2 per l'Atletica Trento il campione italiano indoor dei 200 con 11,31 Enrico Cavagna. In corsia 3 il capofila stagionale della specialità 11,11 in batteria Atletica Trento Lorenzo Paisan. In corsia 4 per Servizi Atletica Futura Roma 11,06 in batteria Mario Marchei. In corsia 5 per l'Atletica Rovellasca con 11,16 in batteria Raskin Molinari in Bagbu. In corsia 6 per l'Atletica Arcobaleno Savona con 11,17 Luca Biancardi. In corsia 7 per l'Atletica Oristano 11,25 in batteria Lorenzo Patta. E a chiudere in corsia numero 8 per la Virtus Emil Stefano Bignami 11,21 la sua prestazione nelle batterie.
ed è una falsa partenza in questa finale purtroppo. Sono partiti i migliori allievi dei 100 metri piani. Subito una grande partenza di Lorenzo Paisan, pallonato da Marchei. Ma ancora una volta il vincente è lui, il ragazzo di Trento. Sono partiti i migliori allievi dei 100 metri piani. Subito una grande partenza di Lorenzo Paisan, pallonato da Marchei. Ma ancora una volta il vincente è lui, il ragazzo di Trento, allenato da Giorgio Tomazzi. Lorenzo Paisan si riconferma il numero 1 dei 100 metri allievi. Tempo ufficioso per lui, 10,89 con un vento contrario di meno 1,8. Grande prova dunque. Allenato da Giorgio Tomazzi, Lorenzo Paisan si riconferma il numero 1 dei 100 metri allievi. Tempo ufficioso per lui, 10,89 con un vento contrario di meno 1,8. Grande prova dunque per Lorenzo Paisan, ancora una volta vittorioso. Nel frattempo nel giavellotto, vicinissimo alla misura di qualificazione, Alessio Di Blasio, Trieste Atletica 53-58.